Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. M'annoio, la TV in mano a dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando, frametto in play. Podcast del Cactus. Ospiti succulenti, cultura, approfondimenti, sì, Franzi, massoni e Benny. Uno tsunami per aride menti. Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Ascolta Podcast del Cactus. Podcast del Cactus. Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Sonny e queste sono Spine di Cactus. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, buonanotte, eccetera, eccetera, cari ascoltatori. Eccoci ritrovati in questa puntata flash, se così possiamo chiamare, perché rispetto alle nostre classiche puntate che hanno la classica durata di 45 minuti, queste, come ben sapete, se non lo sapete, lo saprete adesso, sono delle puntate dalla durata di 10-15 minuti dove noi, sia io che il buon Benny, piccolo abbaio del cane, spero che non continuerai, Nina, spero che non continuerai, ottimo, quindi delle piccole perle, delle piccole chicche che voi potete spararvi in queste vostre discussioni serali con i vostri amici, magari siete fuori con un cocktail in mano, state parlando così e voi vi sparate queste piccole chicche che avete ascoltato, scroccato, se così possiamo dire, da Sonny e Benny, poiché vi trovate il lavoro già bello e fatto e farete una gran bella figura. Ma bando alle ciance, andiamo subito all'argomento della giornata. Come ben sapete, io ho un debole per gli animali, soprattutto per gli animali strani, e quindi la notizia sarà, partiremo da un connubio tra quello che può essere il mondo animale, la tecnologia e la medicina, per poi darvi due chicche così su due animali carucci che ho trovato qua sul web, che mi hanno fatto veramente sorridere, eccetera, eccetera. Allora, leggiamo l'articolo che recita: gli scienziati hanno creato un pesce cyborg con cellule umane. Nuota al ritmo del cuore. Ora, io spero che il caro Benny, farò in modo che il caro Benny, una volta inserita, montata appunto quella che è la puntata, farò in modo che lui inserisca l'immagine di questo pesce, di questi animali di cui andrò a parlare, perché stiamo parlando di qualcosa di incredibile. Ragazzi, ve lo descrivo comunque velocemente, anche perché lo vedrete qui nell'immagine, sullo schermo. È un pesciolino trasparente, come se fosse fatto di plastica, cartilagine, un po' strano. Andiamo a leggere l'articolo, perché ho sentito l'altro giorno alla radio, ho detto voglio approfondirlo perché qualcosa di eccezionale. Si muove allo stesso ritmo del cuore umano. Chi? Il pesce. Una ragione c'è. Per realizzare il pesce artificiale bioibrido, infatti, i ricercatori di Harvard e della Emory University, impegnati nel progetto, hanno impiegato cellule cardiache derivanti da cellule staminali umane. In questo senso è quindi il primo della sua specie. L'obiettivo, lo scopo finale di questo esperimento è quello di creare un cuore artificiale per sostituire possibili malformazioni cardiache nei bambini. Ok, loro, diciamo che l'articolo continua spiegando un po' quella che è la storia di questo esperimento stesso, no? Avevano fatto altre prove ovviamente con cellule di medusa eccetera, però ultimamente si è arrivato a questa scoperta incredibile. Questo pesce è composto da 73.000 cellule staminali trasformate in cellule muscolari cardiache, e come apprezzabile, no, visionare nel video che potete andare a vedere sul web, basta scrivete pesce cellule cardiache, è in grado di nuotare autonomamente. Per farlo ricrea le contrazioni muscolari del cuore umano, in risposta a sollecitazioni di uno speciale pacemaker automatico denominato G-Node. Le contrazioni delle cellule muscolari da una parte comportano allungamento, dall'altra innescano l'apertura di un canale proteico meccanosensibile che provoca la contrazione e dunque il movimento. Diciamo che queste ultime due righe sono molto specifiche e sono dei concetti che possono afferrare più facilmente magari gente che si trova e lavora, mastica quello che è il campo sanitario, però ragazzi, in sunto stiamo parlando di un esperimento
tutto che ha portato alla creazione di questo pesciolino che, andando a visionare il video, vedete che si muoverà col classico ritmo tutum, tutum, tutum. Si tratta di una conquista significativa verso la creazione di una pompa muscolare artificiale e nell'immediato costituisce inoltre una piattaforma che può aiutare nello studio di malattie cardiache come l'aritmia. Cari ascoltatori, in sunto stiamo parlando di qualcosa di eccezionale. Pensate quanto si va avanti, quanto la medicina, quanto la scienza arriva a fare cose impensabili, cari ascoltatori. E quindi, una volta letto quest'articolo, come sempre dentro di me si smuove una simpatica curiosità verso il mondo animale che amo. Anche perché mi sono reso conto che comunque l'argomento animali strani sembra un argomento che tira tantissimo nelle discussioni, no? Perché gli animali sono carini, sono un po' dei meme sotto certi punti di vista, e rilacciandoci a questo che ho detto, no? All'animale carino / strano, appunto, andando sul web, andando a spulciare sul web, ho trovato un elenco di animali. Di questi animali, in particolare due. Uno già in verità lo conoscevo, che sarà il secondo di cui parlerò, e un altro che è veramente comico. Vi parlo nulla del cosiddetto cervo topo. Il cervo topo. Ragazzi, ve lo descrivo, anche se c'è qua, vedete l'immagine, come vedete nell'immagine, stiamo parlando di una sorta di piccola chimera, poiché il corpo è palesemente quello di un mini cervo. Fate conto che qui nell'immagine vedete appunto quanto può essere piccolo, perché potete paragonarlo tranquillamente alle foglie. E praticamente il corpo di un cervo è la testuzza di un ragno. No, di un ragno niente, di un topo. Scusate, non so perché, ecco, ho detto ragno perché c'è anche un altro topo che si chiama topo ragno, no? Quindi mi è venuto ragno, scusatemi per il lapsus. Quindi è la facciuzza da topo. Ragazzi, qualche piccola informazione su questo simpaticissimo e strano animaletto. Il più piccolo mammifero al mondo. Ungulato, ecco, questa è la caratteristica, ungulato. Si trova nelle foreste del sud-est asiatico e nelle foreste pluviali dell'Africa. Schivo, prudente e solitario. Ecco, potrebbe assomigliare a un mio amico. Ecco, queste caratteristiche sono proprio quelle che descrivono specificatamente questo tipo di amico. Schivo, prudente e solitario. Si nutre quasi esclusivamente di vegetali e le specie asiatiche pesano dai 7 agli 8 kg. Quindi veramente un mini cicciolo, ragazzi, una cosa minuscola. E nel 2019, dopo 30 anni di latitanza, infatti qui dice nell'articolo si pensava appunto fosse estinto, è stato avvistato in una foresta vietnamita. Sembra preferire l'habitat secco e arido, le foreste del sud, rispetto a quelle delle foreste tropicali e umide del nord. Ma alcune specie restano spesso sommerse per lungo tempo. Dove? Per sfuggire ai predatori. Dove? Forse nelle foreste. Il manto argentato e marrone gli permette di mimetizzarsi. Infatti diciamo che cromaticamente va a richiamare i classici colori autunnali. Comunque è bellissimo, ragazzi, cioè, lo vorrei troppo. Poi se questo animaletto se questo animaletto avesse anche la capacità di saltellare come un cervo, sarebbe incredibile avere casa a casa sto topino che sembra un mini cervo. Ecco, allora ragazzi, se in questo mini topo, se in questo cervo topo se gli si mettessero in testa delle corna finte, stile quelle natalizie che abbiamo tutti col cerchiettino, no? Pensate a un mini cerchiettino con delle mini cornicchie, ragazzi, avrete un mini cervo a casa. Credo proprio che comunque non si può acquistare, anche perché è quasi estinto, ma se qualcuno lo trova e se lo porta a casa, mi dissocio, lo sconsiglio. Gli animali vanno lasciati nel loro habitat naturale. Non esiste la caccia, non esiste la violenza sull'animale, l'animale va lasciato nel suo habitat. Però se lo andate a osservare, ecco, immaginatevelo in questa buffa scenetta che vi ho appena raccontato. E infine concludiamo questa nostra breve chiacchierata e veloce, così voi arrivate e dite ragazzi, ma sapete che esiste un cervo topo? Ve ne dico un'altra che è anche un riallaccio con quello che è un tema di un'altra nostra stagione spin-off, di parte della stagione spin-off, cioè Cactus Sex, dove si parla di sesso, ovviamente di sessualità, di sessualità. Sto sesso non mi piace, che cosa sto dicendo? Sembra qualcosa di incredibile, di strano. Questo animale che si riallaccia appunto a quella che è il mondo della sessualità è il simpaticissimo, dove si trova, eccolo qua ragazzi, l'echidna.
Quando Benny sentirà questa puntata, questa parte, si farà quella sua tipica risatina beffarda che fa così. Perché sa di cosa sto andando a parlare. Ragazzi, l'Echidna, descritto così, è una sorta di mega riccio, tipo un riccio tipo seconda evoluzione. Ecco, vedete che il riccio è un Pokémon, la versione base di un Pokémon, quindi la prima evoluzione, se così possiamo capire. Questo potrebbe essere benissimo una seconda evoluzione del riccio, perché ha sti aculei comunque tipo beige che finiscono con una punta nera, una faccia, cioè in faccia e nelle zampe ha una peluria tipicamente ecco, un marrone veramente scuro, e diversamente dal riccio che ha delle cosiddette manuzze, come se avesse delle piccole mani, questo ha degli artigliazzi belli potenti, mentre il muso è una sorta di mini cannuccia, un mini becco, come se fosse un mini formichiere, ecco, molto corto. E andiamo alle caratteristiche. Questa è la descrizione dell'animale. È rimasta invariata sin dalla preistoria. È una delle specie sopravvissute più antiche sul pianeta Terra. È un monotremo, che a dire la verità non so di che cosa si tratta, e quindi, come si fa sempre al podcast del cactus, si impara, cerchiamo di raccontarvi qualche cosa, ma impariamo anche noi ogni volta, chiaramente. Quindi monotremo. Vediamo cosa vuol dire. Ordine mammiferi rappresentati da 2 famiglie, ok? Quindi è la stessa famiglia, per capirci, gli ornitorinchi. Sì, ma che cosa vuol dire? Ah, eccoli. I monotremi, ragazzi, sono i mammiferi viventi più antichi, più primitivi, naif, ma allo stesso tempo altamente specializzati. Non so in che cosa, forse... Cazzo vuol dire altamente specializzati? Comunque, si trova nell'Australia, nella Tasmania e nella Nuova Guinea. È una creatura solitaria, non vede bene, ma ha un acuto senso dell'udito e dell'olfatto. Vabbè, tipo le talpe, minacciato da incendi, siccità, cani, gatti selvatici, mamma mia, nonché dingo e volpi. Che sfiga! Anche le automobili lo uccidono. Scusate, ma che cazzo è? Cioè, ok, minacciato dagli animali, poi... Anche le automobili uccidono centinaia di questi animali ogni anno. Che presura a male, ragazzi. Che presura a male. Minchia, è bellissimo, ragazzi. È troppo carino. Credo che a Bernardo gli piacerà, non solo perché comunque assomiglia a un riccio, perché lui, non so se lo sapete, ma il suo animale preferito è il riccio. Al secondo posto abbiamo la gallina. Chiaro. E questo, secondo me, gli piace un sacco. È un eccellente nuotatore. Non ci credo, ragazzi. È arrampicatore di alberi. Ma poi dovete sapere che Benny, ora sta puntata sta durando troppo, ma io cerco di accorsare. Benny ha avuto sempre un debole per i ricci, e allora qualche volta, acquistando nei posti specializzati il cosiddetto riccio, ecco, credo che ne abbia avuti un 3-4, sistematicamente questi ricci, grazie a Dio, scappavano dalle ghinfie del caro Benny, e la sua frase era sempre la stessa: beh, ragazzi, i ricci sono degli arrampicatori. Quindi si arrampicavano nella recinzione e scappavano. Grandi ricci. Vive nel deserto e nella foresta. Come i formichieri. Ragazzi, non l'avevo letto questo prima di dirvi il formichiere, del beccuccio di formichiere. Assurdo. Non ha denti. Ha una lingua lunga e appiccicosa per catturare e masticare il suo cibo. Formiche, termiti e lombrichi. E qui, ragazzi, finisce... L'articolo, non so perché non hanno menzionato questa cosa, che secondo me è la caratteristica principale che lo fa amare al cosiddetto Benny, è che questo animale, ragazzi, ovviamente, essendo magari un articolo un po' serio, non gli hanno messo questa piccola chicca, ma che secondo me è allucinante. Allora, voi andate su Google e scrivete quello che vi sto per dire. Allora, ecco qua. Scrivete su Google, mettete pene echidna e successivamente pigiate il tasto invio e andate su immagini e vedrete che il signore Echidna ha un pene a 4 teste. 4. Capite di cosa stiamo parlando? Capite, stiamo parlando di un animale ancestrale primitivo con praticamente ha un'asta. Nina, per cortesia, ti prego. Ha un'asta e 4 teste. Sembra quasi una manuzza, una piccola mano. Mamma mia. E ci ho detto, lasciandovi in mente
per anni possibilmente l'immagine del pene dell'Echidna, che potrà essere utilizzato come piccola chiacchiera simpatica, ma per chi l'ha visto resterà indelebile nei vostri incubi di continuo, nelle nottate più buie. Io vi saluto, vi voglio bene, seguite sempre il podcast del Cactus, un bacione, ciao carissimi! M'annoio, la TV in mano a dei vecchi del cazzo. Voglio star fresh e buttare quel telecomando, frametto in play. Podcast del cactus. Ospiti succulenti, cultura, approfondimenti, sì, Friends e massoni e Benny. Uno tsunami per aride menti. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Podcast del cactus. Ascolta podcast del cactus. Podcast del cactus.